Presso il sacrario di Cimagrappa si è svolta questa domenica la tradizionale cerimonia di commemorazione dei caduti che si ripete da oltre un secolo nella prima domenica del mese di agosto. Alla cerimonia hanno preso parte tra le varie autorità civili, militari e religiose anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Treviso, il colonnello Daniele La Gioia, il comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto, capitano Giuseppe Muscolino, nonché una rappresentanza di finanzieri del comando provinciale di Treviso in servizio. Sulla cerimonia al nostro microfono il comandante della Guardia di Finanza della provincia di Treviso, colonnello Daniele La Gioia. La cerimonia venne consacrata ufficialmente in occasione del pellegrinaggio a Cimagrappa del patriarca di Venezia, il cardinale Giuseppe Sarto, che divenne poi Papa Pio X, il 4 agosto 1901, trovando regolare conferma ogni estate. Quest'anno la presenza della rappresentanza della Guardia di Finanza è stata prevista per ricordare il contributo fornito dai reparti del corpo alle operazioni belliche del primo conflitto mondiale in un anno, il 2024, particolarmente importante per noi perché ricorre il 250° anniversario di fondazione appunto della Guardia di Finanza. Durante la cerimonia è stata anche celebrata la Santa Messa in occasione della commemorazione dei caduti della Grande Guerra di entrambi i fronti, italiano e austro-ungarico. È importante ricordare che anche il Sacrario di Cimagrappa, situato sul Monte Grappa, ospita i resti di oltre 12.600 caduti italiani e più di 10.200 caduti austro-ungarici.